Buonasera a tutti. Il professor Vinciguerra, che ha patito i ritardi ferroviari, quindi non è per colpa sua che abbiamo qualche minuto di ritardo, presenta questa sera una conferenza, Giuseppe Zanardelli, uno statista d'altri tempi ma ancora attuale. Zanardelli, un personaggio davvero importante, allievo del Ghisilieri di Pavia, no? Un garibaldino, dal 1860 deputato della sinistra, è stato più volte ministro dei lavori pubblici, degli interni, della giustizia e poi dal 1901 al 1903 presidente del Consiglio, che inaugura in quel momento la svolta liberale del primo decennio del Novecento. Ben altre notizie, ben altre informazioni, anche ragionate, verranno date dal professore. Mi piace ricordare che nel 1865 contribuisce a fondare il quotidiano economico-politico Il Sole, quello che poi diventerà Il Sole 24 Ore. Quindi per anche dare un'indicazione sulla sua peculiare sensibilità in un momento certo non facile ma molto dinamico. Il professor Vinciguerra, che ci onora della sua presenza, è un docente molto noto che ha insegnato come professore di prima fascia nelle facoltà di giurisprudenza a Trieste, anche a Genova e a Torino. A Torino egli risiede e dirige ancora attualmente la rivista Diritto Penale XXI secolo, europeo storico comparata. È una rivista che è stata da lui fondata nel 2002 ed è un nostro accademico. Professore, prego. Grazie signora, grazie a voi per essere qui presenti e soprattutto grazie per avermi aspettato. E siccome apriamo con i ringraziamenti, continuiamo ringraziando l'Accademia e il suo direttivo per avere accettato la mia proposta di svolgere una relazione sulla figura di Zanardelli. Ringraziamento che ritengo doveroso esprimere per l'indirizzo culturale di riportare all'attenzione persone o eventi del passato di cui ancora oggi sentiamo una presenza nella nostra società, indirizzo che io ho constatato negli ormai molti anni della mia vita accademica e che è presente anche nel caso di Zanardelli. Come già ricordato, visse fra l'826 e il 903, era un bresciano, avvocato e uomo politico. Di lui Giolitti, nelle sue memorie che risalgono al 1922, traccia un quadro agrodolce e lo definisce un uomo di molta cultura, però alquanto antiquata, da lui assorbita nella sua giovinezza di studente, e ne aveva derivata una mentalità dottrinaria che si rivela principalmente nella parte giuridica della sua opera principale, cioè il Codice Penale. Chi è al fondo mi sente bene? Giolitti prosegue nelle sue memorie dicendo che Zanardelli possedeva grande eloquenza di carattere letterario. I suoi discorsi erano composti con grande cura, poi imparati a memoria e detti a perfezione. Le sue convinzioni politiche erano appassionatamente democratiche, però della particolare democrazia borghese del suo tempo, mista ad un sincero realismo per la monarchia costituzionale. Non comprendeva e avversava il socialismo. Godeva di molte simpatie ed amicizie ed era alla sua volta fervidissimo nelle amicizie e negli odi, che però mutavano. C'era sempre qualcuno che per lui era, secondo una sua frase abituale, il peggiore di tutti. Deve essere capitato anche a Giolitti, per quello lo racconta. Penso, ecco. Peggiore di tutti, ma poi l'oggetto di questa sua antipatia cambiava
tanto che fra noi si domandava scherzosamente: chi è adesso il peggiore di tutti? Appassionatissimo della politica, delle sue lotte, delle sue polemiche, egli impersonava proprio l'anima della sinistra nella sua implacabilità contro l'antica destra. Sul piano etico Zanardelli ci ha lasciato esempi di coerenza, dimostrando di saper pagare di persona quando era necessario, sia nella vita privata sia nell'esercizio delle funzioni pubbliche. Nella vita privata, quando durante la dominazione asburgica della Lombardia, cioè fino alla seconda guerra di indipendenza, 859, le sue idee politiche note alle autorità asburgiche ostacolarono il suo ingresso nella vita professionale di avvocato e gli cagionarono anche qualche problema economico. Forse contribuirono ad abituarlo ad una vita privata semplice e riservata. Al riguardo, nelle sue memorie, Giolitti definisce Zanardelli uomo di grande onestà e dirittura. In proposito racconta che quando nel 901 Zanardelli fu incaricato dal re di formare un nuovo governo che cambiasse l'orientamento politico seguito negli ultimi anni, a Roma egli abitava, sono parole di Giolitti, in un alloggetto di un suo parente che non si prestava bene per le necessarie visite e consultazioni. E io, cioè Giolitti, pregai il mio amico Picardi di mettere a sua disposizione un suo appartamento, ciò che Picardi fece. Solo un uomo che visse così poteva il 13 gennaio dell'895, quindi sulla soglia dei 70 anni, dire in un discorso che fece ai propri elettori di Brescia: 50 anni di vita pubblica come deputato, come ministro, come avvocato, come pubblicista, come cittadino, stanno a deporre che rifuggii da tutti i lucri, anche non illegittimi, cui la vita pubblica dà facile accesso. Non so quanti e quali nostri uomini politici contemporanei potrebbero dire altrettanto ai propri ascoltatori senza provocare, che so, frizzi e lazzi. Se ora veniamo alla vita pubblica di Zanardelli, anche in essa Zanardelli era capace di pagare di persona la fedeltà al suo progetto politico. Nella lunga carriera politica fu ministro dei lavori pubblici nel governo De Pretis, 76-77, dell'Ottocento ovviamente. Fu ministro dell'interno del governo Cairoli nel 78, ministro di Grazia e Giustizia nel terzo governo De Pretis 81-83, tornò al governo nell'87, poco prima della morte di De Pretis, e vi rimase con i primi 3 ministeri Crispi, tenendo sempre presente, sempre come ministero di cui era titolare, il Dicastero di Grazia e Giustizia. Dopo essere tornato appunto a Grazia e Giustizia nel 97, si dimise l'anno dopo, nel 98, non condividendo l'indirizzo politico impresso al governo dall'allora Presidente del Consiglio di Rudinì nei luttuosi fatti repressivi avvenuti a Milano per gli episodi sindacali lavoratori del 1898. Un indirizzo politico che Zanardelli non condivideva, quello di Rudinì in quel caso, perché, come si era definito in un discorso del 6 maggio dell'878 alla Camera dei Deputati, sono parole sue, egli era immutabilmente fedele ai principi della sinistra costituzionale. Nel 2009, collaborando con storici del diritto e con penalisti, curai la riedizione del Codice Penale dell'89, di cui dirò fra breve, e lessi in gran parte una raccolta dei suoi discorsi pubblicata nel 1905 dalla Camera dei Deputati in 3 volumi di oltre 800 pagine ciascuno.
sotto il titolo Discorsi parlamentari, ma che in realtà però contengono questi 3 volumi anche qualche discorso elettorale di circostanza. In quella lettura mi impressionò la sua padronanza della tecnica giuridico-penale, la conoscenza del diritto penale straniero e l'attenzione che rivolgeva all'esperienza politica e giuridica di altri stati. Capii che questa fonte di ampia informazione dovevano essere le sue letture, che oggi sono ancora più necessarie per una politica giuridica che deve rivolgere la propria attenzione agli stati dell'Unione Europea e anche fuori. Ciò sebbene Zanardelli non avesse mai scritto nessun libro, né di argomento giuridico né di altra materia, tranne quello pubblicato nell'879 sotto il titolo L'Avvocatura Discorsi, che raccoglie discorsi da lui pronunciati quale presidente dell'Ordine degli Avvocati di Brescia. Leggendo la raccolta dei suoi discorsi mi parve che meritasse di essere definito giurista, un uomo politico il quale, dovendo occuparsi della giustizia, si documentava, si giovava dei collaboratori preparati, che sapeva scegliere, e discuteva alla Camera dei Deputati e al Senato questioni riguardanti la giustizia con grande ricchezza di argomenti espressivi di alta cultura giuridica, per non parlare poi delle relazioni ministeriali che fece al progetto di codice penale dell'89, di cui dirò fra breve. Queste valutazioni circa la sua cultura furono condivise dal Comitato Scientifico del Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani, pubblicato nel 2013, che accettò di inserire Zanardelli fra i giuristi in esso rievocati. Di lui, l'autore della voce biografica che lo riguardava, il professor Cassi, conclude questa voce affermando che sebbene il suo rapporto alla cultura giuridica coeva si fosse sviluppato sul versante della divulgazione e della realizzazione politica, piuttosto che su quello dell'originalità, non ne sminuisce l'importanza. Zanardelli brillava talora di luce propria, più spesso riflessa. Certo è che dal vaglio del suo operato si può e si deve restituirgli il titolo di giurista a tutti gli effetti. Questo titolo gli era già stato riconosciuto nel presentare la raccolta dei discorsi parlamentari di cui ho accennato dall'onorevole Marcora, il quale scrisse: sovra ogni altra cosa egli rimase essenzialmente il forte e sicuro giurista, che simbolo di ogni alta squisita aspirazione della patria fu sempre alfiere immacolato degli alti ideali di libertà e di giustizia. È corretto parlare di restituzione del titolo di giurista, perché voci autorevoli come quella per esempio di Vincenzo Manzini definirono marginale il ruolo di Zanardelli nella stesura del codice penale dell'89 e nella stesura delle relazioni a questo codice, ritenendo che ne fosse autore invece un professore di diritto penale molto noto in quegli anni, cioè Luigi Lucchini. Non è così, perché recenti ricerche archivistiche documentano che egli contribuì significativamente anche nella relazione ministeriale al progetto di codice penale. Al riguardo, nella voce biografica che ho già ricordato, è stato scritto da professor Cassi: dalla documentazione archivistica di recente rinvenuta è stato peraltro possibile attribuire a Zanardelli numerose sezioni della relazione in misura, ma sempre su punti delicati, delitti contro la libertà di lavoro, delitti contro gli abusi dei ministri di culto, sul costume sociale, sull'amministrazione della giustizia
e cruciali nelle scelte di politica criminale. In queste sezioni emerge la preparazione tecnico-giuridica di Zanardelli, la propensione alla comparazione e una diretta frequentazione con la letteratura italiana e francese. V'è un altro connotato della vita pubblica di Zanardelli. Connotato che mi ha colpito, e cioè che tranne una breve parentesi già ricordata di ministro dei lavori pubblici, poco più di 1 anno e mezzo, e ministro degli interni 9 mesi, fra l'81 e il 98 Zanardelli svolse funzioni ministeriali sempre come ministro di Grazia e Giustizia. E quindi fu ministro principalmente in un settore nel quale poteva associare all'indirizzo politico la competenza tecnica che gli permetteva di conoscere a fondo i problemi a cui doveva dare una risposta, associando all'indirizzo politico la competenza professionale. Ed è un esempio da ricordare oggi, quando la dissociazione fra la competenza professionale e la competenza politica alimenta la presenza nei governi di ministri che purtroppo non sempre conoscono la materia di cui si devono occupare. Come deputato e come ministro, Zanardelli rivolse la propria attenzione all'Italia meridionale, promuovendo interventi legislativi per l'incremento del sistema ferroviario e dell'industria a Napoli. Alle elezioni del 1900, si candidò come deputato e con successo accanto al collegio di Iseo, che è nel Bresciano, anche nel collegio di Nocera Inferiore nel Salernitano, e anche lì fu eletto. In un discorso del 24 giugno del Novecento di ringraziamento agli elettori di Nocera, disse che l'elezione mi è immensamente cara, perché significa cordiale, affettuosa fraternità fra queste cittadinanze meridionali e quelle del settentrione. Nel settembre del 902 compì un viaggio nell'Italia meridionale, il cui resoconto influenzò quando egli era già mancato, perché morì nel 903 alla fine dell'anno. E nell'anno dopo, nel febbraio del 904, fu approvata una legge speciale per la Basilicata. In ricordo di questo viaggio che fece nell'Italia meridionale, ad una bella canzone napoletana, allora già esistente e oggi ancora spesso eseguita, fu dato il titolo espressivo di un invito: torna a Sorrento. Non capita spesso questo. Come ministro della giustizia e come parlamentare rivolse sempre molta attenzione alle condizioni delle carceri, al lavoro dei detenuti e al loro numero. Nei discorsi parlamentari troviamo parecchi riferimenti statistici in proposito, confrontati con quelli di altri stati europei. Negli anni '80 dell'Ottocento, Zanardelli legò il proprio nome a importanti riforme post-unitarie. Nell'82 la legge elettorale e il codice di commercio. Nel 90 la legge di ordinamento giudiziario. Nell'89 la legge di pubblica sicurezza e il codice penale, che di tutte queste leggi è rimasta quella più importante e che è passata alla storia. Il codice penale fu la legge più importante sia per il suo contenuto, sia perché concluse il processo di unificazione legislativa intrapreso subito dopo raggiunta l'unità nazionale, ma che proprio riguardo alla giustizia penale era rimasto senza esito per 30 anni, durante i quali Zanardelli si adoperò con successo
per eliminare questa divisione nell'ordinamento giuridico nazionale. Le ragioni di questa divisione si spiegano con le differenze presenti negli ordinamenti degli stati italiani confluiti nel Regno d'Italia e con l'opposizione all'unificazione concentrata in due aree territorialmente estese e culturalmente impegnative, le province meridionali e la Toscana. Tralascio di dilungarmi sulle ragioni a sostegno di queste opposizioni, che furono poi molto divulgate in quegli anni. Mi limito però a ricordare che numerose modifiche al codice penale piemontese, valido per il Regno d'Italia, furono introdotte per le province meridionali, ma non fu fatto nulla per la Toscana. E perché questo? Ma questo non solo per il prestigio della tradizione culturale toscana, tradizione giuridica, oltre a quella letteraria. Tradizione dovuta alla presenza di giuristi toscani di indubbio rilievo come Puccioni e Mori, o addirittura noti internazionalmente come Carmignani e Carrara. Ma ci fu anche un grosso problema politico di primaria grandezza, l'abolizione della pena di morte. Perché? Perché la Toscana aveva una tradizione ormai abolizionista, che risaliva al Granduca asburgico Pietro Leopoldo, che aveva abolito la pena di morte nel 786, pena poi che era stata ripristinata ma non veniva mai eseguita, e che poi fu definitivamente abolita dal governo provvisorio di Ricasoli, ma già in fase risorgimentale, cioè nell'859. E l'alternativa quindi che si presentava era o estendere la pena di morte alla Toscana o abolirla in tutto il Regno, dove prevaleva però l'ostilità all'abolizione. E si determinò così una situazione di stallo che sarebbe durata fino all'890, quando entrò in vigore il codice Zanardelli che abolì la pena di morte. Per un trentennio sul territorio nazionale furono così vigenti 3 diversi sistemi penali, in un quadro che potremmo definire di federalismo. In Toscana fu vigente il codice granducale nel testo come emendato dal governo provvisorio, quindi senza la pena di morte. Questa pena continuò a vigere nelle altre parti dello Stato, dove vigeva il codice sardo-piemontese, e fu anche vigente nei territori del Regno ex 2 Sicilie, dove il codice piemontese era stato ampiamente rivisitato per venire incontro a pressioni locali dei meridionali. A questa frammentazione va anche aggiunta quella provocata dalla non uniforme interpretazione giudiziaria del diritto dovuta all'esistenza di 5 Cassazioni. Cassazione di Torino, di Firenze, di Napoli, di Palermo, a cui a partire dall'870 si aggiunse la Cassazione di Roma. Questo è il quadro in cui si trovò ad operare Zanardelli. Per preparare l'abolizione di questa frammentazione fra i giudici di ultima istanza, Cassazioni, egli fece pubblicare sulla rivista penale l'illustrazione dell'ultimo quindicennio di contrasti interpretativi fra le Cassazioni sotto il titolo Le discordanze delle Corti di Cassazione in materia penale, evidenziando oltre 250 interpretazioni discordanti. Con l'entrata in vigore del codice penale poi dell'890, le Cassazioni penali furono concentrate in quella di Roma, ma non così quelle civili, per la cui concentrazione nella Cassazione di Roma bisognerà attendere fino al 923.
cioè uno dei primi provvedimenti dei governi fascisti. Ma se lasciamo l'attualità per tornare alla storia, dobbiamo constatare che, appunto, come ho già accennato, il codice Zanardelli fu il risultato di un lavoro durato 30 anni. Un penalista del XXI secolo apprezza ancora oggi l'impianto generale di questo codice penale, sia rispetto ai codici penali che l'avevano preceduto, sia rispetto al codice penale che lo ha seguito. In quest'ordine di idee, 5 mi paiono i connotati che meritano di essere brevemente evidenziati. Primo, la sinteticità, la tipologia dei reati, i beni giuridici oggetto della tutela penale, su cui si fondano poi i comportamenti punibili, il rinnovo del sistema sanzionatorio. Già abbiamo parlato dell'abolizione della pena di morte, se è anche altro. E poi, ultimo, una ricca e moderna parte generale del diritto penale, che è il modo tecnico di chiamare quell'insieme di regole necessarie per passare dalla previsione normativa delle condotte punibili alla misura concreta della pena. Vediamolo in breve questi 5 connotati. Ho parlato per 26 minuti e 20 secondi. Ce n'è più o meno ancora una quindicina. Facendo quindi la lezione di stile accademico dei 3/4 d'ora, in cui c'è un quarto d'ora di attesa e 26 e 45 minuti e 45 minuti di lezione. Sinteticità. Nel codice Zanardelli il numero complessivo degli articoli scende da 692 del codice sardo-piemontese del 59 a 498, riduzione di 194 articoli, che però non dipende dalla minore area dell'intervento penale, bensì dalla migliore e più asciutta tecnica redazionale delle norme. Qualche esempio. Le norme sulla corruzione passano da 12 a 4. Gli articoli sui delitti della persona, contro la persona da 74 a 38. Gli articoli sui delitti contro la proprietà da 86 a 32. Tipologia dei reati. La scelta della tipologia dei reati aveva posto ai compilatori del codice alcuni problemi preliminari. In primo luogo, se considerare reato solo i comportamenti lesivi dei diritti soggettivi, secondo la concezione di Kant, oppure se includervi anche i comportamenti puniti per considerazioni di mera opportunità sociale, quelli che oggi chiamiamo contravvenzioni. L'esperienza francese espressa nel codice francese dell'810 e l'impostazione seguita nel codice toscano del 53 furono vincenti e dischiusero l'ingresso delle contravvenzioni nel codice penale, nel diritto penale. Quindi. Però il problema politico è rimasto. Ancora oggi da noi si discute se conservare le contravvenzioni come figure di reato o se è meglio trasformarle in infrazioni amministrative, come per esempio ha fatto la Germania con una riforma del 1975. E questo problema si intreccia con quello dell'alleggerimento poi del carico degli organi di giustizia penale. È chiaro che se le contravvenzioni passano alle infrazioni amministrative, la magistratura penale rimane sollevata di una quota anche non indifferente di lavoro. Altra questione preliminare fu quella se conservare la tripartizione dei reati
di provenienza francese, in crimini, delitti e contravvenzioni. E qui Zanardelli, abbiamo ritrovato le sue dichiarazioni, disse di optare per il sistema binario, delitti e contravvenzioni, in base a una considerazione dettata da un robusto buonsenso, e cioè che il sistema carcerario non consentiva di differenziare il trattamento delle pene detentive fra crimini e delitti. Il sistema binario, quello delitti e contravvenzioni, è ancora stato seguito nel codice penale vigente che abbiamo tuttora. Se ora guardiamo i beni interessi enunciati nei titoli in cui si dividono i delitti nel secondo libro del codice penale, troviamo delle impostazioni che fanno riflettere, nonostante ormai i numerosi anni che ci separano da questo codice. Quella di Zanardelli in questo codice è una sistematica delle codificazioni penali che, nata dalla speculazione dell'illuminismo giuridico, distribuisce i reati appunto in categorie individuate secondo il bene interesse, delitti contro, la cui offesa è presente nelle condotte punibili poiché costituiscono tutti i delitti. Questi beni interessi che la previsione normativa protegge ne esprimono il messaggio politico. Per ragioni di tempo mi limito a ricordare soltanto alcune di queste previsioni che poi sono particolarmente significative sul piano politico. È la previsione sopra i delitti contro la sicurezza dello Stato, del titolo concernente i delitti contro la libertà. 29 articoli distribuiti in 6 capi, delitti contro le libertà politiche, la libertà dei culti, la libertà individuale, l'inviolabilità del domicilio, l'inviolabilità dei segreti, la libertà del lavoro. Diritti quindi che pongono al centro della tutela penale parole della relazione ministeriale di Zanardelli, il diritto naturale della libertà, prerogativa connaturale dell'uomo. Non è un caso e non è senza significato che questa denominazione delitti contro la libertà siano state cancellate poi nel codice Rocco. E vi furono poi reintrodotte, caduto il fascismo nel 1944, ma furono introdotte le norme, i delitti, ma non furono introdotta la rubrica complessiva delitti contro la libertà, che ancora oggi manca nel nostro codice. Infine, un altro deciso stacco dal precedente codice dell'859 è segnato dai 3 articoli a tutela della libertà del lavoro, che codificava la libertà di associazione e la libertà di sciopero, circoscrivendo l'intervento penale unicamente alle turbative di queste 2 libertà quando siano arrecate con violenza o minaccia da chiunque commesso. Aspetti di modernità in questo codice. Quindi. Per questo vale la pena di ricordarselo e di ricordarsi che ci lavorò. In questa normativa si esprime dunque il tentativo di coniugare ciò che era vivo ed insopprimibile nel nascente movimento socialista con ciò che era altrettanto vivo ed insopprimibile nell'eredità liberale, e si riuscì a farlo accettare alla destra liberale, in cui ormai confluiva la borghesia che si era sostituita al patriziato di antico regime, e a questa borghesia Zanardelli era ostile. Bisogna riconoscergli quindi che sapeva guardare lontano, e anche oggi
abbiamo bisogno di qualcuno, oso dire, che gli assomigli per fronteggiare il troppo alto numero di infortuni sul lavoro, dove si nota purtroppo un silenzio che discredita l'Italia nei suoi rapporti, soprattutto all'interno dell'Unione Europea. Quarto elemento da evidenziare, il sistema sanzionatorio del codice, che si caratterizza per la semplificazione e l'umanizzazione. Scompaiono i lavori forzati a vita e a tempo, che secondo il codice piemontese erano quelli ai quali sono sottoposti i condannati alle opere più faticose a profitto dello Stato. Scompaiono. E si affaccia un'idea del lavoro non più, cito testualmente dalla relazione, quale aggravamento della pena, ma quale condizione indeclinabile della vita individuale e sociale, quale coefficiente necessario di una vita ben intesa alla disciplina igienica, economica, educativa e moralizzatrice. Per questo si lavora nell'esecuzione della pena secondo l'impianto zanardelliano. E quindi il lavoro viene predicato a tutti i tipi di pena detentiva come strumento per realizzare con la pena uno scopo di prevenzione speciale di emenda, al punto che il condannato alla detenzione addirittura poteva scegliere tra le specie di lavoro svolte nello stabilimento in cui era assegnato, quella più confacente alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni, e poteva anche essergli permessa una specie diversa di lavoro. Questo era dichiarato nel codice. Purtroppo però queste nobili intenzioni non ebbero quella realizzazione che, come spesso accade tante volte anche nella nostra Italia, riguardo proprio al lavoro detentivo. Ancora oggi il lavoro penitenziario per i condannati a pene detentive e anche per i sottoposti alle misure di sicurezza alla colonia agricola, alla casa di lavoro, è previsto come obbligatorio nell'ordinamento penitenziario e lo era già nel regolamento penitenziario del 1931, ma è lungi dall'essere una realtà, perché lavora solo un terzo circa dei detenuti. Non si è ancora riusciti a far lavorare all'interno dell'esecuzione delle pene detentive. E su questo, francamente, c'è poco da discutere e unicamente da fare. Una traccia evidente poi di questo intreccio fra prevenzione ed emenda si rinviene nella premialità prevista per il condannato nel codice, premialità al quale veniva accordata la liberazione condizionale, se il detenuto la chiedeva e abbia tenuto tale condotta da far presumere il suo ravvedimento, oltre ad aver espiato i 3/4 della reclusione, non meno di 3 anni oppure metà della detenzione. Infine, ed è il caso di parlarne brevemente, c'è la soppressione della pena di morte, che Zanardelli riassume in parole che meritano di essere ricordate. La pena di morte non solo non è esemplare, ma è al contrario depravatrice, come odioso spettacolo di sangue,
che è proprio a rendere gli animi iniqui, duri e spietati e anche a diffondere ebbrezze criminose. Imita nella sua essenza uno dei delitti più atroci di cui l'uomo possa macchiarsi, quello di spegnere la vita del suo simile. E la spegne con freddo calcolo, con studiata preparazione, con meditate formalità, influggendo quelle lunghe e crudeli agonie morali che sono proprie dell'ufficiale spargimento di sangue. L'esecuzione della pena di morte avveniva pubblicamente e la gente andava in piazza ad assistere. Questo nel secondo Ottocento italiano. Le parole che abbiamo sentito di Zanardelli sono quelle che ricordano le parole scritte da Beccaria nel Trattato dei delitti e delle pene contro la pena di morte. Il codice Zanardelli così toccò il punto più alto del processo di umanizzazione delle pene, innovando coraggiosamente la giustizia penale dell'epoca, anche nel quadro dell'Europa. Il codice contiene poi un insieme ricco e moderno, l'ho già accennato, di quelle regole per passare dalla previsione normativa delle condotte punibili alla misura concreta della pena. Quelle regole che vengono poi comunemente denominate parte generale del codice penale, riprendendo dal linguaggio usato nel codice penale. Qualche piccolo esempio, avviandomi a concludere, sono a 41 minuti e 38 secondi. Qualche esempio, dicevo. V'è una particolare sensibilità nel codice per il principio di colpevolezza, che vale solo per i delitti. Nell'articolo 45 è detto: nessuno può essere punito per un delitto se non abbia voluto il fatto che lo costituisce. Si nota un avvio del regime di colpevolezza poi per le circostanze aggravanti inerenti alla persona quando hanno agevolato l'esecuzione del reato. Esse si comunicano solo a chi le conosceva al momento in cui concorse nel reato. E lo stesso fu previsto per le aggravanti materiali che fanno mutare il titolo del reato. Questa norma sulle circostanze, con la necessità della colpevolezza, cioè della consapevolezza, venne introdotta nel codice vigente soltanto nel 1990. Devo concludere, ma prima di farlo non può essere taciuto un cenno all'influenza che il codice Zanardelli esercitò dopo la sua abrogazione, o forse bisognerebbe dire nonostante la sua abrogazione. Perché? Perché in Italia, durante la fase del passaggio dal fascismo alla democrazia, vi furono alcuni importanti ritorni al codice Zanardelli, espressi sia nel ripristino di suoi istituti ad opera di un decreto luogotenenziale del 1944, per esempio le attenuanti generiche e la reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale, e poi nella soppressione della pena di morte per i delitti previsti nel codice penale, che venne sostituita già nel 1944 con l'ergastolo. Alcuni principi espressi da queste norme che furono poi inseriti addirittura nella Costituzione repubblicana, perché per esempio il rifiuto della pena di morte si trova nell'ultimo comma dell'articolo 27 della Costituzione. Quindi guardate, riflettete su cosa era stato precursore Zanardelli. E così pure il divieto di estradare lo straniero per reati politici, che era previsto in un articolo del codice Zanardelli, fu riprodotto poi nell'articolo 10, ultimo comma della Costituzione.
Se ora volgiamo lo sguardo fuori d'Italia, dobbiamo ricordare che nel 909 il codice Zanardelli, dalla lingua francese in cui era stato tradotto, venne tradotto in turco e sulla base di questa traduzione fu preparato un progetto preliminare di codice destinato a sostituire nell'impero ottomano il codice dell'858. A questo lavoro di progettazione però non seguì l'emanazione immediata di un nuovo codice penale. Non lo seguì fino a quando in Turchia fu proclamata nel 923 la Turchia e venne allora adottato il codice Zanardelli sulla base della traduzione del 909, ad esclusione della pena di morte e dei delitti sessuali a causa di differenze sociali fra Italia e Turchia. Questo codice rimase in vigore in Turchia dal 1 luglio del 1926 fino al 2004, quando poi è stato sostituito da un altro codice. E adesso una domanda. C'è qualcuno che sa dove è ancora vigente il codice Zanardelli? Se nessuno lo dice, vuol dire che nessuno lo sa, ed è vero. Non sapevo nemmeno io fino a quando non l'ho studiato la questione. E stupirà sentirvi dire che il codice Zanardelli è tuttora vigente nello Stato della Città del Vaticano, dove fu recepito nel 929 attraverso il concordato con lo Stato italiano, perché in quel momento il codice Zanardelli era ancora vigente in Italia. E lì tuttora vige, processo che è stato fatto in questi giorni nei confronti anche di un cardinale, è stato fatto applicando ancora le norme del codice Zanardelli. Che poi sottoposto nel Vaticano da molte modifiche, anche molte poi abrogate, sostituite, aggiunte, eccetera. Però il grosso del codice è ancora vigente nel sistema vaticano. Concludo. Sono appunti 47. Quindi ho 3 minuti per concludere. Il codice Zanardelli nasce un clima anche difficile per la prima Italia, ma fu un diritto penale nazionale sensibile ai principi del liberalismo politico. Un diritto penale aperto al confronto con la legislazione di altri stati, confronto che inutilmente cercheremo nei lavori preparatori del Codice Rocco e in questi anni nei nostri progetti di riforma. Mai una volta si discute una riforma andando a spiegare che si fa o che sia considerato cosa vige altrove nell'Unione Europea. Il codice di Zanardelli riscosse l'approvazione anche di un toscano illustre in quegli anni, Francesco Carrara, che era un alfiere della cultura penalistica toscana. Carrara, in una lettera del 21 dicembre dell'87, scrisse a Zanardelli che aveva meditato, parole sue, questo suo insigne lavoro e mi ha indotto per quanto posso dichiararlo meritevole dei più sentiti elogi. Pochi giorni dopo Carrara cessò di vivere perché morì a Lucca il 15 gennaio dell'88. Però, dai tempi, quelli in cui l'antagonismo che c'era da parte dei giuristi toscani nei confronti di Zanardelli cedeva il posto alla ragione, all'evidenza. Concludo ringraziando per l'attenzione e suggerendo quanto si può trarre dallo spunto che offre il titolo di questa conversazione.
adattandola. Non dimentichiamoci mai di questo statista di altri tempi, perché è ancora attuale. Professor Vinciguerra, la ringrazio molto per la sapienza e anche la chiarezza della sua conferenza. Ci sono delle curiosità, Qualche degli domanda? interventi? Come? Capito. Ci sono domande? Figurati. Certo, Paolo. Ringraziare Sergio per questa bella lezione a cui abbiamo imparato molte cose, ho ritornato a pensare a certi problemi. Io non ho delle domande specifiche da farti, ti offro delle riflessioni a margine della tua relazione e su queste potremmo confrontarci, diciamo. A me sembra che c'è una tradizione, tu l'hai ricordato, del pensiero giuspenalistico, prima illuminista, poi liberale, che è in grande sintonia con il codice Zanardelli. Cioè, da dire che le parole di Carrara che hai citato sono indicative, ma insomma è una linea che da Beccaria va a Carmignani e a Carrara, che fonda il diritto la proposta di un diritto penale liberale che nel codice Zanardelli trova la sua maggiore manifestazione. Ora, un po' di provocazione. Se guardiamo all'oggi, forse lo rimpiangiamo un po' il codice Zanardelli per certi aspetti. Perché? In primo luogo direi perché era un codice, come tutti i codici di quell'epoca e anche anteriori, che aveva la pretesa di disciplinare tutte le azioni criminose. Erano tutte lì, di quegli anni. 200 anni. Sì. Cioè tutte le azioni che sono considerate delitti si trovano nel codice, quindi se io voglio sapere cosa non devo fare come cittadino, guardo il codice, non devo guardare altro, non devo sapere altro, è da lì che viene l'idea che l'ignorantia legis non excusat, perché non scusava, perché non era impossibile conoscere il diritto penale e le norme erano poche, i delitti da un certo punto di vista erano pochi. Se guardiamo con gli occhi di oggi ci accorgiamo che, io direi quantitativamente, tu sei un penalista, lo sai meglio di me, ma che quantitativamente ci sono più norme penali fuori dal codice penale che dentro il codice penale. È difficile fare il conto e nessuno finora l'ha fatto. Nessuno l'ha fatto, però pensando al diritto tributario e a una quantità di leggi speciali, sembra poter dire che oggi, infatti lo ha detto anche la Cassazione qualche decennio fa, che in fondo a volte l'ignoranza della legge penale oggi scusa, perché non è possibile conoscere tutti i delitti, soprattutto se sono annidati, ad esempio, in un milleproroghe o in questi provvedimenti fiume. L'altro elemento che sottolineerei è la soggettività del delitto, ossia, e questo non è tipico solo del codice Zanardelli, ma dei codici liberali, ossia l'idea che si è puniti se si è compiuta un'azione o un'omissione personalmente, ossia ciò che è vietato è la cosiddetta responsabilità penale oggettiva. La responsabilità penale è soggettiva e invece sappiamo che si infiltra nella nostra cultura giuridica, in parte dovuto a influenze, io direi, del mondo anglo-americano, dove invece, soprattutto americano, dove l'idea invece della responsabilità oggettiva, per esempio, viene dall'analisi economica del diritto, che dice no, bisogna mettere, come dire, il peso della pena su chi lo può sopportare, indipendentemente dal fatto che abbia compiuto o non abbia compiuto un'azione dannosa. Questi sono, diciamo, cardini del pensiero liberale in diritto penale che troviamo in Zanardelli, ma oggi sono, se non altro, indeboliti, non dico eliminati, ma sicuramente indeboliti.
Ma mi fermo qui perché ho già parlato abbastanza. Grazie. Brevissima osservazione su quanto ha detto il collega. Della mia borsa, e mi agitavo per riuscire a prenderlo, ma era scomodo. Negli atti del convegno che fu fatto a Bologna dall'Associazione Bricola per i 70 anni del Codice Rocco, Palazzo e Stortoni hanno fatto, e io mi ricordo perché ho fatto la relazione di sintesi a quel convegno, quindi ero presente, e avevo qui gli atti di quel convegno che mi ero portato dietro, perché ritornando poi ci rifletterò sopra sul bisogno, una cosetta che sto facendo. Palazzo e Stortoni lungamente hanno evidenziato proprio quello che tu hai detto adesso, cioè che questo monopolismo della normativa sui reati che la cultura precedente aveva attribuito al codice penale è venuta meno, perché è pieno di norme che prevedono figure di reato distribuite di tutte le leggi. E questo effettivamente può far discutere, anche perché poi la redazione di queste norme non sempre tiene conto delle tecniche che bisognerebbe usare per avere una certa giustizia penale, conforme ai principi generali del diritto penale. E quindi tutta una serie poi di problemi che si generano nei processi, anche problemi di interpretazione. E quindi bisognerebbe molto riflettere su questo. Bisognerebbe che però si cominciasse, e questo non lo dice nessuno, a guardare come in passato veniva svolta la funzione del Ministero della Giustizia. Il Ministro della Giustizia interveniva anche nell'interpretazione delle norme. Un momento di unità, di coerenza, qui ormai il problema non è solo statale, è un problema anche, se vogliamo andare avanti e non essere calpestati dai paesi, dagli stati che sono dei continenti geografici. Ormai, se l'Unione Europea vuole essere qualcosa di simile, bisogna anche pensare ad una unità politica fra gli stati dell'Unione Europea, che purtroppo non si riesce a vedere, perché è stata costruita per farne unicamente una comunità economica. E la giuridicità purtroppo non ha ricevuto lo spazio che doveva avere. E qui si continuano anche a emanare opinioni o atti giuridici dell'Unione Europea che poi vengono attuati su 27 stati in 23 maniere diverse. Quindi non è così purtroppo che si può andare avanti, ma questo è tutto un altro discorso. Le funzioni del Ministero della Giustizia e di un Ministero della Giustizia con una impostazione europea, quindi non chiamiamolo Ministro dell'Unione Europea, chiamiamolo in un altro modo, però che svolga funzioni di questo tipo potrebbe essere estremamente importante. Io sono anche sorpreso, ma adesso non voglio dilagare su cosa è, voglio restituire la parola a voi. Sono anche sorpreso che, insomma, alla vigilia delle elezioni europee non sento da quelli che sembrano essere i candidati una presentazione di proposte. Ma perché bisogna votarla? Cosa va a fare lei al Parlamento europeo? Non si sente niente. Qui c'è qualcosa che non va.
Avete sentito qualcuno di questi possibili candidati che ha fatto delle proposte? Io non l'ho sentito. Se non l'ho sentito, chiedo scusa e ritiro quello che ho detto. Se invece è vero, allora lo ripeto. Ultimo, quindi ho digradato troppo, chiedo scusa. Sì, è vero. L'altro punto invece, il problema della soggettività. Ecco. Se la common law, ma la common law è nessuno osa dirlo, ma in tante sue manifestazioni non è nient'altro che la riproduzione del sistema giuridico medievale, che da noi fu distrutto dall'illuminismo giuridico. In Europa fu distrutto dall'illuminismo giuridico. Questa è la verità. Quindi bisognerebbe anche tenerlo presente. Insomma. Qualche altra domanda? Prego, prego. A proposito del ricordo di Giolitti, forse è opportuno ricordare che Giolitti fu il suo ministro degli interni, poi infatti gli succedette alla presidenza del Consiglio, mentre al Ministero degli Esteri chiamò un esponente della destra liberale, quindi si dimostrò anche capace di compromessi politici, Prinetti. E poi, se ricordo bene, a Zanardelli si deve anche un primo tentativo di introdurre il divorzio. Un primo tentativo? Di introdurre il divorzio, la possibilità un progetto per introdurre il divorzio. Sì, ma non passò la legge. Non passò la legge. Comunque ci fu un primo tentativo, una sua idea. Sì, ma io non ho ricordato le leggi non approvate. Sono da ignorante, non conosco, però tu hai detto il ruolo del ministro della giustizia. No, qui non c'è Zanardelli, non c'è Però no, non c'entra con Zanardelli. Però il ruolo che tu dici è una intromissione del potere esecutivo sul potere giudiziario. Se il ministro della giustizia può intervenire nel... Sì, però interviene sul Parlamento e sulla magistratura. Compare. Okay. Cioè, compare. Quindi dà un'indicazione per... Perché oggi non c'è niente di tutto questo. Cioè non c'è nessuno che fa questo lavoro di unificazione, di ricostruzione di un sistema unitario. Cioè. Questo è il punto di fondo. E l'attuale codice penale, cioè la situazione attuale del nostro paese, dell'Italia, secondo te, quale orientamento, quale obiettivo ha nel campo penale? Cioè, dove stiamo andando? Tu dici l'Europa non c'è, non sarà difficile avere una politica comune europea, però dove stiamo andando verso questo? Poi basta. Dove stiamo andando è difficile dirlo. È molto difficile, anche perché purtroppo abbiamo un debito pubblico altissimo che ci scredita non solo sul piano etico-politico, ma soprattutto sul rischio che qui torniamo a essere governati all'interno dell'Unione Europea da francesi e tedeschi come siamo stati per 400 anni prima. Aggiungendo a loro c'erano anche gli spagnoli. Adesso gli spagnoli sono scomparsi. Francesi e tedeschi possono benissimo riprendersi tutte le aziende italiane, quelle importanti, e dopodiché attraverso le aziende veniamo governati da loro. Questo è il grave rischio. E poi che io debba constatare che un professore universitario, quando era responsabile del governo, abbia fatto quella follia di far finanziare coi soldi pubblici le opere di manutenzione degli immobili, quando una più seria politica bastava rendere immediato, favorire, promuovere queste manutenzioni, però consentendo l'immediato
scarico dall'imponibile nell'anno in cui veniva fatta la spesa, non finanziando direttamente con i soldi dello Stato. Questo è il punto. Questo avrebbe creato tutto un rapporto di collegamento fra le imprese che volevano fare questi lavori, le banche, finanziamento alle banche, eccetera, però ricadute di ordine fiscale. Allora tutto poteva funzionare. Invece avete visto che cosa è successo. Mi spiace dover dire che questo qui era era ed è un collega professore universitario. Mi spiace. Prego. Una curiosità e poi una domanda. La curiosità è, a San Marino è ancora il codice qualcosa di No, c'è un codice loro. loro, Sì, sì, sì. che invece la domanda la volevo fare sulla questione dell'Unione Europea. Io sono profano, diciamo, di queste cose, però la mia impressione, posso sbagliare, è che in realtà in materia, diciamo, di giustizia, in qualche modo l'Unione Europea è più avanti che gli Stati Uniti d'America e in particolare addirittura, non so se per prassi o sono dei regolamenti, No, sì, la Corte. i nostri magistrati, l'impressione era che, giustamente a mio parere, danno in qualche modo più peso a quello che può essere, diciamo, l'opinione dei giudici europei e in qualche modo addirittura l'opinione dei giudici europei sovrasta quella della Cassazione. Si può fare... Sì, sì, vero. No, tutto quello che dice è verissimo. E Cioè la Corte di Giustizia, che c'è quello, esatto. Qui, a parte che ci sono due Corti di Giustizia, una del Consiglio d'Europa e una dell'Unione Europea. E questo è già un elemento di disordine. Certo. Perché sono nate in contesti diversi, eccetera, eccetera. Però quello che lei dice è giusto, non c'è dubbio. Però interviene la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, interviene su questioni dello Stato A, dello Stato B, dello Stato C, dello Stato E. Sbaglio, sentivo che inizialmente la Corte di Giustizia non interveniva, ma diciamo sul caso Berlusconi. No, perché molto spesso viene invocata, si va dalla Corte di Giustizia, non è che si inventa la Corte di Giustizia l'intervento. È la magistratura locale che viene richiesta dalle parti in lite, eccetera, eccetera. Qualche volta no. Berlusconi non è stata una richiesta della magistratura locale, sì, ma è stata, poi diciamo non è andato avanti, ma teoricamente sbaglio o avrebbe potuto esserci, perché posso ricordar male. Credevo, non sono assolutamente esperto, che la Corte di Giustizia definiva cose tra gli stati inizialmente, ma poi sentivo dire che ultimamente, e direi il caso Berlusconi me ne darebbe conferma, diciamo, può essere, si può dire alla Corte di Giustizia europea, cioè quella, diciamo, anche per questioni che riguardano singoli cittadini, per cose molto gravi ovviamente. Lo fa qualche volta, basta che venga coinvolta in qualche modo, ecco. Questo non crea alcuna unificazione in sostanza. Questo E converrebbe avere un diritto penale comune, non c'è dubbio, però probabilmente avere una politica ci sono delle cose comune, veramente, o di difesa comune o fiscale comune, diciamo, vedendo alla diciamo, ma ci sono delle cose degli Stati Uniti,
io mi sento molto più protetto in qualche modo. Ma no, ma anche insomma, ci sono delle realtà. Sono delle realtà che passano sopra di energia, trasporti, Sì, sistema fiscale. cioè, Le cose qui bisognerebbe che ci fosse tutto un sistema unitario, insomma, fra gli stati. Per esempio, non so, anche Draghi, in una recente dichiarazione, ha detto che bisognerebbe fare qualcosa, cercare, operare per avere il sistema fiscale, eccetera, perché poi anche questo sistema dell'Unione, nata come mercato comune fra imprese che hanno regimi fiscali diversi, ma scusate, come se fosse un accessorio di secondaria importanza, è un accessorio fondamentale in uno Stato moderno per chiunque in regime fiscale. Imprese comprese. Bisognerebbe che nascessero molte proposte anche politiche e forse l'Accademia, che ormai si è dimostrata così viva in tanti argomenti, valuti nel suo direttivo l'opportunità di qualche conferenza di un certo tipo, perché potrebbe essere un contributo alla vita civile. Raccogliamo questo invito Anche perché poi non ti viene in illuminato. tasca niente. Oh, ma questo lo sappiamo. Non chiediamo per avere, No, no, chiediamo no. perché sia fatto. Ma già raccogliere proposte, organizzarle e presentarle in modo organico è già un lavoro non secondario. Bene. Io ringrazio. Scusate, adesso abbiamo un problema di fondo che non viene risolto assolutamente, né affrontato e andrà a tramontare, secondo me. Il problema del fine vita. Insomma, la Carta Costituzionale ha chiesto la legislazione attuativa. Sono 4 anni che si sta aspettando. Continua il silenzio totale e non si può pensare di spaccare con 21 regioni una questione di questa importanza come la disciplina del fine vita del malato inguaribile. Ma non scherziamo, ma non è il momento, ma non è una cosa. È l'opposto dell'operazione Zanardelli. Anziché unificare c'è una frammentazione inaccettabile. Sarebbe sicuramente Altro che europeo. spaccare tutto. Non è possibile che una cosa di questa importanza come la disciplina del passaggio dalla vita alla morte, ammesso che sia ancora vita quella del malato in quelle condizioni, non può essere diluita in uno Stato che vuole essere unitario, diluita con tanti regimi diversi. Comunque, il risultato non c'è. Un tentativo di presentare era stata portata al Parlamento una proposta che era passata. Dopodiché cadde il governo, si passava alle elezioni, eccetera, eccetera, sparito tutto. Questo è un argomento politico, certamente, ma di grande significato civile. Politico, ma che deve essere corredato Queste anche da iniziative in tecnicità. questo senso. Va bene, ci rivolgiamo al Presidente. Perché io avevo chiesto di fare una conferenza sul fine vita, poi non mi ricordo perché non l'ho fatta. Non so perché, ho successo qualcosa. Mi ricordo più. Va bene. Noi chiediamo aiuto a tutti, ai giuristi.
Ma ho visto alzare una mano o era soltanto per ragioni personali che la mano fu alzata? No, direi di no. No. Ciascuno può farlo liberamente. Sia chiaro. Certo. Ecco, allora le proposte del professor Vinciguerra possono essere raccolte dagli accademici, giuristi che possono collaborare per creare una serie di incontri finalizzati, incentrati su questi argomenti che sono di attualità assoluta. Perché no? Anche perché insomma si potrebbe anche poi fare il tentativo di scrivere fare raccogliere insieme, scrivere una proposta di legge, anche perché non è che sia un po' molto lunga. Va bene. Bene, professore. Può essere lungo il tempo per farla, ma Ma- non... Ma poi, bene, concludiamo questa sera. Grazie di questa interessantissima Grazie a voi. conferenza. Posso dire cosa ci sarà dalla prossima settimana? L'11 di marzo ci sarà una conferenza di Guido Busca sull'industria chimica, ruolo nella produzione di benessere e di inquinamento ambientale e nella futura defossilizzazione della società. Titolo un po' lungo, ma tema molto importante. Grazie professore ancora. Buonasera.